Un Mantova-sprecone sciupa la possibilità di vincere a Villafranca. In vantaggio con una prodezza di Stefano Franchi, i biancorossi non riescono a chiudere la partita e vengono raggiunti nella ripresa su rigore. Il vantaggio in classifica sul Voghera si assottiglia così a soli 3 punti. Un'occasione persa, altro non si può dire per commentare l'1-1 con cui il Mantova, tra mille rimpianti, esce dal comunale di Villafranca. Pur privi di alcuni importanti elementi, i biancorossi ritrovano il gol di Franchi, dominano in lungo ed in largo il primo tempo, ma al primo errore vengono puniti e rischiano addirittura di perdere. Nella giornata che vede il debutto di Luzzi e il ritorno di Pettarin dal primo minuto, è il Villafranca a creare inizialmente qualche pericolo prima che il Mantova prenda il comando della situazione, con Spinale a fare il diavolo a 4 sulla fascia supportato dall'ottimo Bonomi. Ma i primi palloni buoni capitano sulla testa di un Gambino in giornata no. Nel giro di 4 minuti Tanone arriva tardi su un pallone che era solo da sospingere in rete e poi mette a lato a porta completamente sguarnita. Ma 10 minuti dopo il centravanti difende un buon pallone lasciando che Franchi estragga dal cilindro la sua ottava magia. Palla a fil di palo e meritato vantaggio biancorosso. Partita in discesa affatto. Mister Facci registra difesa d'attacco del Villafranca con gli ingressi di Camuri e Zagaria e al sesto Lorenzini sciupa una buona occasione. Ma è al 21esimo che si compie il destino del Mantova. Prima Stefano Franchi induce una frazione di secondo di troppo, consentendo ad Amoli di chiudergli lo specchio della porta e sul rovesciamento di fronte la difesa del Mantova si fa cogliere in controtempo e Ferrari stende Taddeo. Rigore sacrosanto che Lorenzini trasforma per l'1-1. I biancorossi gelati dal pareggio dei veronesi si rovesciano in avanti ma si espongono all'inevitabile contropiede. Al 26esimo Franchi si vede annullare un gol e 30 secondi dopo Lorenzini si divora a porta vuota la rete del clamoroso vantaggio. Graziani prova ad inserire Colonetti e Gherardi ma l'unica palla buona capita a Pettarin che lascia sul posto il diretto avversario ma non ad Amoli che gli sbarra la strada. 2 punti persi ingenuamente mentre il Voghera non perde un colpo e si avvicina. E ora le interviste del dopogara. Penso che oggi il Mantova sia stata la squadra che durante le 20 partite che abbiamo fatto finora abbiamo creato più occasioni del gol di tutte le altre partite. Non le abbiamo messe dentro per episodi e quindi dopo alla fine l'episodio del rigore ha costretto a un altro pareggio. Però vi ripeto, io personalmente, tolte le occasioni da gol, non ho da rimproverare niente ai miei giocatori. È logico che non abbiamo chiuso la partita quando doveva essere chiusa, ma occasione alla fine, se eravamo più cinici, più bravi, sicuramente portavamo via anche oggi 3 punti. So solo che sono incavolato nero perché non si può pareggiare una partita, per noi è una sconfitta questa qua. Purtroppo ci sta che si possono sbagliare i gol, però deve essere la prima e ultima volta, il primo tempo da chiudere 2-3-0, se vogliamo vincere il campionato, se vogliamo lì, anche perché il primo tempo abbiamo giocato solo noi, penso che Villafranca non ha superato la metà campo, è una partita da chiudere 3-0, poi purtroppo nel calcio ci sta che magari puoi concedere 1 o 2 azioni, anche lì c'è stata un'ingenuità nostra, su errore nostro sono riusciti a pareggiare la partita, poi c'è grossa delusione e rammarico, però bisogna fare un bagno di umiltà da parte di tutti perché qua non ci regala niente nessuno.